Buonasera a tutti ragazzi, sempre quando si parla di religione c'è sempre molta confusione. Adesso, ultimamente abbiamo fatto il video, quello del Papa dove aveva messa la statuetta, diciamo, nel giardino del Vaticano e tante giustamente sono state diciamo, le persone che si sono contrapposte al Papa per questa statuetta pagana, mentre molti sul canale, anzi uno o due persone, si sono dette che è giusto che il Papa apra le porte anche ad altre religioni. Ma io voglio dire, ma scherziamo ragazzi su queste cose o facciamo veramente serio? Io a volte a queste persone non vorrei neanche rispondere perché ragazzi, io ripeto, l'ho detto da sempre che proviamo noi a portare una statua della Madonna come la diciamo, portiamola alla Mecca, portiamolo in una, diciamo, dove ci sta il Buddha, possiamo, però portiamolo una cosa nostra della Chiesa Cattolica in un luogo dell'Islam, ragazzi, da lì non usciamo vivi, questo è poco, ma è sicuro. Invece noi, il Papa si deve prendere tutto quello che trova in Amazzonia oppure in altre religioni e le deve portare qua in Italia, al Vaticano e dire no, giustamente noi siamo tutti quanti una sola cosa e porta degli oggetti che, diciamo, per la nostra fede sono contrari. Quindi, ciao Jasmine, buonasera. Cioè, voglio dire io, ma ci siete o ci fate? Cioè io da cattolico devo portarmi una statuetta pagana nel Vaticano, la gente passa, la prega perché non sa nemmeno che cos'è, purtroppo la gente non è informata come tutti quanti. Giustamente questi si sono fermati, è entrata una persona, l'ha presa, l'ha rubata e l'ha buttata nel Tevere. Che cosa ha fatto il Vaticano? Sì, sì, lo so, da 1,87 m di acqua e ci credo, due persone sono morte, questo lo so. Cioè, voglio dire io, no? Ad esempio, Esther mi aveva detto il Moloch. Chi è Moloch, ragazzi? Moloch è un'antica divinità. Vede, eccolo qua. Un'antica divinità, ragazzi, medio orientale. Entità che esige dei pesanti sacrifici. In effetti, Molech, da radice semitica, significa re. Questo Moloch, in effetti, si parte dalle antiche religioni medio orientali. Ciao, madame, buonasera. In particolare, questa qui è una divinità potente, di quelle titaniche con corna e taurine, figurati, a cui venivano attribuiti sacrifici umani. In particolare, diciamo, bambini alla fine. Quindi si trattava una delle divinità con cui Ciao Rosa si trovò in competizione con il dio ebraico YHWH, non Yahweh come dicono i testimoni di Geova, no, perché il nome di Dio sarebbe YHWH. E ci credo, Loredana. E nello stesso Antico Testamento è più volte nominato questo Moloch. Quindi diciamo che Moloch, Molech, Moloch, Molach significa re. È il nome di un dio, particolare quel sacrificio storicamente associato al fuoco. Moloch è associato a culture di tutto il vicino Oriente Antico, ebreo, egizio, cananei, fenici, culture dell'Africa. Quindi voglio dire io, questa persona che dice che Moloch che sta nel Colosseo è una cosa, ma sapete Moloch che cos'è? E ve lo sto spiegando io, visto e considerato che non vi entra nella testa, ve lo dico io. Ritenuto dai Canadei un dio, la sua sede di culto era la Genna, alla base del monte Sion, su cui sorgeva il primo nucleo di Gerusalemme. Gli venivano attribuiti sacrifici umani di bambini, che dopo essere stati sgozzati erano bruciati in olocausto. Quindi questo qua è una divinità pagana, quindi non mi venite a dire che Moloch è una cosa normalissima, ragazzi, perché è assurdo. Se siete cattolici, per favore, allora non siete cattolici. Questo è quello che devo dire per forza. Quindi, col tempo Moloch divenne il nome di un rituale. Allora, Moloch verso i Fenici era usato per un rituale pagano
noto soprattutto tramite i greci e i romani, in relazione alle città di cartilagine, come il dio Baal Hamon, che nella interpretazione greca era identificato come Cronos, Saturno poi per i romani. Ragazzi, qua stiamo parlando di pagani, proprio qua c'è un paganesimo proprio esagerato. Cioè, vogliamo... Allora, che devo dire di Moloch? È una divinità pagana. Non ci stanno santi, andate su Wikipedia, andate dove volete. Cioè, qua non lo dice come la signora, a volte mi... C'è una signora su YouTube, no? Dice Giuseppe Mecchiore, tu ci metti a dire queste cose, dove l'hai letta? Allora, cara signora, tu vai su Wikipedia, vai dove vuoi tu. Perché io ti ho mandato anche, diciamo, i link dove io ho letto in varie lingue, te l'ho mandato in inglese, in italiano, non so come mandarteli più, ti dico la verità, però la testa è un po' duretta. Moloch è una divinità pagana. La statuetta che sta nel Vaticano, che dopo è stata ripescata nel Tevere, è pagana. Quindi è inutile dire che è una statuetta cristiana, perché di cristiano quella statuetta non ha nulla. Quella è la dea della terra e della fertilità. Quindi non mi venire a dire che quella lì è cristiana, perché quella lì è venerata. Cioè, pure Moloch, te l'ho detto adesso che cos'è. E voi ancora che insistete e difendete questo Papa. L'hanno accusato, e i papi non ho accusato, non ha accusato Giuseppe Macchiorro, cioè io. L'hanno accusato i vescovi, gli arcivescovi, i preti. Cioè tutte queste persone qua si stanno ribellando al potere di questo Papa Francesco, che, non sta, che sta facendo un casino nella Chiesa. Cioè questa, io per parte mia non è la Chiesa, questa non è la Chiesa cattolica, questa è la falsa Chiesa. Cioè scherziamo, tu prova a portare una statuetta della Madonna di Gesù Cristo nella Mecca oppure dove sta Buddha. Sì, sì, quello è film, John Milton, sì, lo so, sì, sì, avvocato è. Però no, dico, molte persone che sono dei bigotti della Chiesa, perché così devo chiamarli io. Ci sta una signora che afferma che noi siamo noi sbagliati, capisci? Lei è convintissima che noi siamo, andiamo contro la Chiesa, che noi, io, Esther e tanti altri accusiamo delle cose ingiuste, e ci accusa che siamo noi cattivi. Ma noi abbiamo tutte queste prove, no? Che cosa dobbiamo dire? Bravo? Ci devo dire bravo a Papa Francesco perché porta le statuette pagane diciamo, nel Vaticano, poi passa qualcuno e la prega pure. Cioè, io devo... E allora, qua stiamo in Italia, ognuno ha la democrazia di credere. Però non mi venite a dire che questa cosa è buona. Poi hanno detto che ci sta la raffigurazione di Moloch nella chiesa, nel Vaticano, e hanno detto che era una cosa di Dio, di cosa. No, Moloch è una divinità dell'antichità, quindi non esiste che Moloch adesso mo lo fanno diventare santo pure a questo, fra poco, ma scherziamo. Quindi ho fatto questo video proprio per capire chi è Moloch, chi è quella statuetta di legno che sono state messe nel Vaticano, nei giardini vaticani, che sono state regalate a Papa Francesco in Amazzonia. Quelle sono sculture pagane. Come pure io ho sempre detto, ragazzi, ripeto, questo è da chiarire, che anche la Chiesa ha sbagliato a fare le statue e le immagini, perché nella Bibbia sta menzionato che non ti devi fare sculture né immagini di quello che sta in cielo e in terra, quindi anche già la Chiesa ha i suoi peccati su questo, quindi però adesso portare addirittura raffigurazioni di dee eppure di divinità dell'antichità è ancora più assurdo di quanto già non lo sia. Quindi già avevamo i nostri problemi. Adesso ci portiamo pure i problemi degli altri. Già noi non dovevamo fare idolatria. Adesso portiamo pure l'idolatria dall'altra parte pure. Che poi io ho detto a questa signora, prova a prendere un Gesù Cristo, una Madonna, un santo qualsiasi, vai alla Mecca e lo vai a mettere là. Io ti dico che da lì non esci vivo. Ciao, Uncle, good morning.
Quindi è così, ragazzi. Provate qualsiasi di voi, sfido a chiunque, ma non lo sfido perché so già la fine che farà, quindi è meglio che non ci andrete perché purtroppo già so che cosa vi faranno. Se qualcuno di noi prova a portare tipo una statuetta in un luogo sacro come la Mecca o come il tempio del buddismo oppure all'Islam oppure in queste religioni dove ci tengono fortemente, ragazzi, da lì non uscite nemmeno un capello esce lì dentro. Poi noi ci dobbiamo portare a casa nostra le statuette dell'Islam, ma non perché voglio offendere, ognuno si fa la sua religione. Mi devo portare la statuetta del dio pagano, mi devo portare la statuetta di questo. Come qua accettiamo tutto. Cioè, ma è proprio quello hanno detto gli arcivescovi, è proprio una cosa contro la fede, è proprio stiamo buttando milioni di anni di chiesa in un battibaleno, ragazzi, cioè portare divinità pagane nel Vaticano e poi dire no, questo è cristiano, no, quella è una dea, è una dea pagana, era una dea che veneravano diciamo, per la terra, per la fertilità e tante altre cose. Quindi sappiamo quella statuetta a che cosa serviva. E ha detto no, ma quelli poi erano cristiani, quelli là dell'Amazzonia, ma qua cristiani. Sono sempre stati rituali pagani loro, adesso sono diventati cristiani. Se erano cristiani, sì, sì, ma io l'ho sempre detto che il giorno Gesù non è nato il 25, l'ho fatto nei video che YouTube poi ci ha fatto togliere, io l'avevo fatto un video così. Poi YouTube con le nuove normative ha tolto parecchi video a tutti quanti noi, non solo a me, e lì ci stava un video dove io affermavo che il 25 di dicembre non è la data della nascita di Gesù, l'ho sempre detto. Però ultimamente mi pare che si stia esagerando. C'è una divinità dell'antichità, fra poco lo faranno diventare santa a questo. Poi lo scandalo che è successo nel Vaticano, il fatto delle statuette pagane prese dall'Amazzonia che sono state regalate a Papa Francesco. Dico così, ma perché non te li porti a casa tua? Li vai a mettere nei giardini vaticani? Che poi un gruppo di pellegrini è passato lì, si è fermato pure a pregarla, ma scherziamo ragazzi, dai. Cioè, i pellegrini poi che ne sapevano che cos'era? Si sono messi là, si sono messi a pregare. Poi è passato da un cattolico, diciamo, originale, ha preso le statue e l'ha buttate nel Tevere. Sì, Giasimino, ma io perciò dico, poi mi accusano a me, guarda, mi fa rabbia, mi accusano che io vado contro la Chiesa. Sì, sì, fra poco Moloch lo fanno santo come si chiama? A Vaticano, fra poco. Ma scherziamo, ragazzi. E allora questa signora ogni volta si vuole sempre giustificare con me, con Esther, con qualche altra persona, diciamo, che commenta come me il fatto della falsa chiesa. Ma io non posso dire che questa è la vera chiesa, ragazzi. È perché è così, ragazzi. C'è mettere statuette in Vaticano, proprio pazzesco, guarda. Ah, eccolo qui come si chiamava, le Pachamama, statue indigene. Cioè, ci rendiamo conto, sono state ripescate dal Tevere perché qualcuno le ha buttate. Cioè, queste si chiamano una donna incinta, raffigura questa statuetta. Quindi gli indios danno alla madre terra, quindi è proprio una dea, ragazzi. Cioè, no, non lo so, guardate. Non è escluso che le statue possono essere esposte durante la Santa Messa, addirittura, guarda, proprio io mi sbatterò con la testa contro il muro, ragazzi, perché davvero. Grazie, Astro. Grazie Astro. Quindi diciamo ragazzi è pazzesco dire che le statue possono essere... Astro ha dato 1 euro in effetti. Ci sono dei messaggi, degli stickers che ti fanno guadagnare diciamo denaro così, no? E lui ha messo uno sticker da 1 euro, ci sta pure da più di molto
diciamo partono da 1 euro, 2 euro, 3 euro, tipo come ha voluto dare un contributo al canale, capisci? Sono degli stickers che si possono fare durante le dirette. Capite? Adesso le statuette possono essere esposte addirittura durante la Santa Messa. Io esco pazzo, veramente. Cioè, poi mi dicono che io dico così, perché giustamente i cristiani, i cattolici si sono sentiti offesi. Cioè, ma anche così, cioè, sono divinità, si chiamano Pachamama. Quindi non è che sono, diciamo, cose così, siamo unite con le altre chiese, ma unire con che? Cioè, noi ci possiamo mai unire con, ma non rispettando tutte le religioni, ci possiamo mai unire con il buddista? Cioè, possiamo mai fare cristiano buddista? Possiamo fare mai cristiano islamista? Sono culture proprio diverse, non possiamo fare, diciamo, sta cosa qua. Potremmo fare, che ne so, cattolico, testimone di Geova, perché loro al finale hanno qualche cosa che è simile a noi. Però con altre religioni tipo pagane, altre religioni tipo Islam, buddista e tante altre religioni che ci sono, noi non possiamo andare perché pensiamo diversamente, proprio l'opposto. Non perché io voglio criticare le altre religioni, per l'amor di Dio, ognuno è libero di credere che cosa vuole. Però a dire che ci dobbiamo allargare con le altre religioni, questo no. Se siamo cattolici, non è che possiamo fare cattolici o protestante, islamisti, buddista. Cioè, non mi può sta signora dire sta cosa qui, che noi dobbiamo avere una veduta molto più larga. Larga di che? Anzi, quello io a volte condanno sempre le famose crociate che hanno fatto quel casino in nome di Dio, hanno ucciso in nome di Dio. È una cosa che io ho condannato sempre. Adesso che fa? Ci andiamo a fare tipo una colonizzazione con il buddismo, con l'islamista? Non esiste proprio, ragazzi. Allora, l'Islam fa la sua religione, i testimoni di Geova fanno la loro. Non ci può essere un'unione di una religione nostra con l'altra. Loro credono una cosa, noi crediamo un'altra. Le culture pagane credono al dio Sole, dio Horus, le Pachamama. Cioè, ma io massimo rispetto pure per loro, per l'amor di Dio. Però non mi venite a dire, ragazzi, queste poche, sono pochissime persone comunque, che dicono questa cosa, che noi ci dobbiamo allargare gli orizzonti, dobbiamo avere una mente più aperta. Ma è aperta di che? Di far entrare le statuette pagane nel Vaticano? Oppure prendiamo una statua del Buddha e la mettiamo nel Vaticano, nella Chiesa. Ma scherziamo, ragazzi? Perché noi prendiamo qualche statua nostra e le andiamo a portare da loro? Ma io non credo che l'accetterebbero neanche, anche secondo me lì sarebbero pasticci se noi proviamo a prendere una statua nostra e la portiamo alla Mecca. Cioè, questo è quello che io voglio far capire. Se ha detto alla signora, cara signora, prendete una statuetta qualsiasi, andate alla Mecca, andate, diciamo, in Islam, in Medio Oriente a portare questa, fate questo dono. Però io già so che fine farà la signora, non la fanno uscire dall'indentro. Perché dicono, diranno gli islamisti che ha offeso la loro religione. Ed è così, ragazzi, non è che io me lo invento. Io perciò a volte queste cose mi fanno. Ciao Raffaele, ciao. Sta bene? Quindi diciamo che è così, ragazzi. Qua più avanti si va, più assurdità io sento. Le Pachamama, e Dio, mo addirittura è uscito il Dio Moloch, mo. Che Moloch, diciamo, è pazzesco, ragazzi. Io davvero ultimamente poi dicono che io faccio video contro la Chiesa, ma è pure normale. Siete voi che mi costringete, guarda, a fare sto video. Io non voglio perché lo so che la religione ogni volta ispira proprio sempre commenti negativi, positivi, perché uno crede una cosa, un altro crede un'altra, allora però va a finire che sembra che si bisticciano sul canale perché è così, perché io ad esempio dico che io l'ho sempre detto ragazzi, da quando ho iniziato qua su YouTube, che per me
venerare la Madonna e i santi è sbagliato. Quindi ho sempre detto di pregare solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, cioè la Trinità. Poi è vero che la Madonna e i santi sono persone vicine a Dio, non si mette in dubbio. Però la Bibbia dice che non avrai altro Dio al di fuori di me. Io sono un Dio geloso, quindi la Bibbia perlomeno ci esorta a pregare solo il Padre. Non si arriva al Padre solo se non attraverso il Figlio. Quindi ragazzi, queste quattro paroline sono chiare. Quindi non è che ci sta bisogno di un interprete per fare questa qua. Sì, sì, Jasmine, quindi non è che io mi alzo e dico Giuseppe, no, la verità è questa, ragazzi, quindi non è che io sto parlando lì, qua sono capace di dire che la Bibbia l'ho fatta io, perché qualcuno una volta tu l'hai detto tu, no, no, vedi che sta scritto sulla Bibbia, fino a mo' la Bibbia, meno male che non l'ho fatta io. No, qua avvocato, no, il tempo è stabile qua, la verità. Non piove, però è nero, ma secondo me fra poco incomincerà. Anche ho visto che sta facendo la neve sopra, ho visto i video che mi ha mandato al finale e stava dove era, fammi vedere. Nevica in montagna, paesaggi ben gati un po' ovunque, Friuli, Venezia e Giulia. Poi ci sta la marea, quella là, diciamo, a grado, sotto il centro storico, sì. In effetti un po' a Venezia esagerato, stanotte ha fatto 1,87 m di acqua, ragazzi. Questi stanno proprio, stanno nuotando in casa, secondo me, sta povera gente. Come ha detto Olivia, stiamo proprio con l'acqua alla gola quasi. E ci crede, se uno è 90, l'acqua ci arriva a collo. Sì, sì, stamattina ho fatto il video, quello di Venezia che è stato allagato. Il sindaco stesso ha detto che ci sono centinaia di milioni di danni. Eufrase, sì, però, ma lo so, ma io dico la verità, guarda, io non ho mai fatto nessun video che non avrei detto la verità, perché la verità è quella che va sempre avanti, quindi io sto qui dal 2007 su YouTube e ho sempre detto la verità, non ho mai fatto un video dove io dico una fesseria, ma il cambio di che di pigliare due visualizzazioni di più, ma che ne serve? Cioè, questa è la verità, ragazzi. Cioè, non è che uno dice le bugie. Io tutti i video che faccio sono tutte verità. Poi a volte ci sta quello del, che ne so, del pianeta 9, di Nibiru, quello che ha detto che arriverà un forte terremoto, ma quella è un'altra cosa. Io quando parlo di religione, parlo di terremoti, parlo di eruzioni, sono tutte cose che avvengono nel mondo tutti i giorni, quindi sono cose che io prendo, a volte addirittura lo dico prima io che i telegiornali, cioè dico oggi stamattina è scossa di terremoto, la TV non ha detto niente, l'ho detto solo io, poi nel pomeriggio sì, ma la TV lo dice, quindi addirittura è così, però la gente non vuole capire, che devo fare? Ogni volta dice che noi accusiamo la Chiesa, noi accusiamo questo, accusiamo quello, ma io non accuso nessuno, ma se il Papa fa questi errori è colpa mia. Oh mamma mia, mo si chiama Saporito, mo la signora. Vabbè, l'abbiamo già tolto Jasmine la signora. Mo si chiama Saporito, mo. Sì, ma i Vangeli gnostici e Jasmine sono stati tutti quanti non dichiarati buoni, quindi per loro i Vangeli gnostici non sono, chissà chi li ha scritti, non sono originali, buonanotte, quindi i Vangeli gnostici hanno fatto come quello, questo va bene, questo no, questo va bene, questo no. No, avvocate, non la scrivere, già è stata fatta eliminata, quindi bannata, come dico io. Non voglio proprio parlarci, quindi mi scoccio proprio sinceramente, quindi di competere tutti i giorni. Sì, sì, è arrivata, ma subito è partita via, Jasmine, non preoccuparti. Già sta navigando verso la bannazione, quindi già non può scrivere più, già è bloccata, quindi non so quanti account farà, però blocchiamoli tutti, qual è il problema? Guardate ragazzi, io c'ho una pagina, no, che abbiamo noi che facciamo gli youtubers, no?
dove ci stanno tutte le persone bloccate. Ragazzi, vi giuro, ci avrò secondo me 150-200 nomi suoi tutti bloccati. C'è una pagina dove vado a vedere tutte le persone bloccate. 200 appartengono solo a sta persona. Mi ricordo il primo proprio che ho bloccato, Alessia Morro, il primo proprio. Poi ci stanno tante avvocatelle false, tante ale SND, ma un sacco davvero proprio. Poi c'è una carretta, c'è una pagina proprio esagerata. Sì, sì, Eufrase, la colpa è dell'uomo, è facile, no? Nel corso dei secoli ha fatto casini, ha fatto riscritto, ha fatto un sacco di guai. Loro in effetti, ragazzi, ogni volta hanno riscritto per i secoli e secoli e secoli. Poi hanno fatto come conveniva meglio a loro. Quindi i Vangeli gnostici, che sono addirittura risalgono prima dei Vangeli normali, che loro hanno detto che erano i buoni, sono stati dichiarati falsi. In realtà non sono compatibili per le loro, diciamo, cose. Giustamente, se approvavano i Vangeli gnostici, ragazzi, la Chiesa doveva chiudere le porte e andare via, quindi perciò non sono stati approvati. Sì, ma io quello dico, Jasmine, molte persone criticano, ma io ci sto alle critiche, guarda, è giusto non pensarlo uguale, perché devi pensarle come me? Io non giudico nessuno, però un po' di informazione le persone la possono pure fare. A questa signora, a questi signori, perché ce ne stanno tre o quattro in effetti che fanno questo. Io ho mandato pure i link, ma più di questo che gli devo dire? Io ho detto che cos'era la pace, mamma. Gli ho detto che cos'era Moloch, che cosa gli devo dire più. Gli ho mandato il link per vedere le eresie della Chiesa, cioè gli ho mandato proprio dove deve andare, cioè deve solo cliccare sopra e leggere. Non è che deve fare una ricerca lei, gliel'ho mandata stesso io. E la signora si è rifiutata di leggerli. Ho detto guarda che questa è la Bibbia, non è che è una cosa che ho scritto io. Però la gente ha la testa dura, come dico io. Cioè, no, io ho detto, guarda che non è che io l'ho scritto io sto articolo, questa è la Bibbia. Che devo fare? Gli ho mandato i versi dove deve andare a trovare, quindi gliel'ho mandato direttamente, clicca qui e trovi quello che sto dicendo io, quello che ho detto nel video. Però più di questo, la gente non vuole ammetterlo, questo è il problema. Purtroppo, come si deve dire, il male è molto radicato. Sì, avvocato, ma allora pure io con Esther, con Jacopo la stessa, non pensarti che solo tu, in effetti uno la pensa come vuole. Quindi perciò ho detto che è un argomento delicato perché uno dice una cosa, uno si bisticcia, uno si fa, però questo qua del Moloch l'ho dovuto proprio fare perché è palese, ma dico io, ma prima di dire una cosa informati perlomeno, no? Cioè io non dico una cosa, devo vedere prima, se qualcuno mi critica dico aspetta, vado a controllare, voglio vedere se questa forse ha ragione, cioè mi faccio una mia ragione per vedere se posso ribattere questa persona, se poi no. Sì, sì, lo so, tutti quanti dicono così, avvocato, al finale pure a me l'hanno detto, non ti pensare che l'hanno detto pure solo a te, eh. A me mi hanno chiamato che io sono protestante, perché dico, ma mi hanno detto un sacco, me ne hanno detto, però non l'ho pensato proprio, figurati, avvocato. Dicono che loro sono cattolici, noi siamo protestanti, perché protestiamo sempre queste cose. Qualcuno addirittura ha chiamato testimone di Geo, ma come hanno detto di tutto, ragazzi. Però io continuo a dire che sono cattolico, solo che le cose che fa la Chiesa non sono quelle che sta scritto sulla Bibbia. Quindi la Chiesa purtroppo non fa quello che sta scritto sulla Bibbia. Quindi già il secondo. Ma guarda Giovanna, ma ti dico una cosa, io ho fatto un video dove parlavo dell'inferno. In effetti nella Bibbia, nell'inferno, si parla solamente due volte di questo eterno fuoco oppure sta cosa, quindi non è menzionato molte volte in effetti nella Bibbia, quindi già questo dubbio dell'inferno ci deve stare pure, quindi non ti dico esiste, forse esisterà,
Non lo so se esisterà nel vero senso della parola, perché nella Bibbia comunque se ne parla un paio di volte e non di più, cioè non è che ci sta proprio, capisci, un argomento specifico dove dice l'inverno è così, l'inverno è così. Loro parlano sempre sarà scagliato nel fuoco eterno, nella dannazione eterna, però non è che l'inverno è come, che ne so, come che crediamo tutti noi, come l'ha fatto Dante, che ci sono i gironi degli studiosi, i gironi, cioè non è così. Io molte volte ho pensato che forse chi davvero non si pentirà fino all'ultimo della sua vita, forse io come penso non ci sia un vero inferno, ma ci sia, come devo dire, l'anima scompare, capisci? Non ci sarà un proseguio. Sì, lo so, Giovanna, le veggenti, lo so che hanno visto, pure io l'ho letto, guarda, che sono state prese da Dio, dalla Madonna e sono state portate a vedere, diciamo, questa cosa, questa valle di fuoco e di tormento, lo so, l'ho visto pure io, l'ho letto. Però, ragazzi, qua si parla sempre di visioni, si parla sempre di cose che non sappiamo se siano vere oppure no. Qua si parla di solamente di testimonianze di persone che poi sono diventate sante e che loro, secondo loro, hanno visto Dio le avrebbe portate vicino a vedere che cosa è l'inferno, ragazzi. Però ci vogliono sempre delle prove, cioè per sentito dire, ragazzi, non va bene. Cioè, al finale questo è il problema. Cioè, questa visione è fatta così. Mi penso che l'inverno, secondo me, già uno lo vive in sé per sé. Io penso che secondo me, come dice forse la Bibbia, forse perché ragazzi, la Bibbia è stata cambiata, quindi non sappiamo. Sì, l'inverno è l'assenza di Dio in realtà, quindi diciamo che forse è stata un po' interpretata a modo loro, capite che voglio dire? Quindi dobbiamo vedere la Bibbia, ci vorrebbe la Bibbia originale, ragazzi, cosa che non abbiamo noi. Quindi è che non avremo perché non possiamo, quindi la Bibbia è stata riscritta e riscritta e riscritta. Si dovrebbe risalire alla vera Bibbia per sapere questo inverno che cos'era in effetti. Quindi non sappiamo la verità, noi sappiamo quella Bibbia che abbiamo in casa e che dice così. La Chiesa purtroppo, Jasmine, ha chiuso le menti a tutti perché la verità non ci sta, cioè è cambiato. Sì, io secondo me forse posso concludere, secondo me, che forse quando uno non crede in Dio, oppure non crede, non si pente dei peccati proprio, oppure ha commesso gravi errori, gravi peccati mortali, si è macchiato di gravi peccati, io penso che non va all'inferno in effetti, ma semplicemente eh, scompare per sempre e finisce lì, capisci? No, non esiste l'inferno, non esiste questa cosa, Dio lo punirà tipo cancellandolo, quindi non esisterà più la sua anima. Quindi, ma per arrivare a questo, ragazzi, deve essere davvero un peccatore proprio esagerato, tipo che ne so, deve avere molte bestemmie contro i santi. Cioè, per arrivare all'inferno davvero ne devi fare di tanti cotte e di crude, come dico io. Non è che si arriva all'inferno così. Cioè, non è che Dio, solo perché semmai qualche volta è bestemmiato oppure hai fatto qualche cosa. Sì, Jasmine, il Moloch non può stare in una chiesa, invece ci sta. Io perciò ho fatto questo video, perché già hanno messo questa statuetta di legno che raffigura la madre terra e la fecondità. Poi hanno messo il sto Moloch, e no. Guarda, Eufrase, io addirittura diciamo, in una ricerca di un libro di latino, no? Avevo detto una cosa assurda, guarda, Eufrasia, una cosa che mi ha un po' scioccato, diciamo. Addirittura stava scritto, no, senti qua, avvocato, stava scritto, era in latino questo libro, e stava scritto che addirittura
Dio perdonerà Satana stesso. Quindi pensate un po', ragazzi, cosa ho letto. Ho letto una cosa assurda, ragazzi. Ha detto che Dio è pure amore e alla fine dovrà perdonare pure lo stesso diavolo, cioè Satana. Quindi pensate un po' con che traduzione che ho fatto, una cosa ho detto, questa è pazzesca sta cosa. Quindi, mo non so se è vero oppure no, però ragazzi, sa, quando l'ho letto, quando l'ho tradotto, era latino, ho detto, ma come? Dio, perché là stava scritto, siccome Dio è pure amore, alla fine dovrà perdonare pure il grande peccatore. Quindi pensa un po'. Quindi alla fine diceva che comunque il diavolo, Satano, come lo vogliamo chiamare, ragazzi, non mi ricordo, avvocato, devo cercarlo prima, ma questa è una cosa che ho fatto prima, diciamo nel 2017, questo video, che poi ho dovuto cancellare per YouTube. Sì, non so poi se è vero o no, però l'avevo fatto perché ho detto, non mi ricordo quale era, perché l'ho fatto nel 2017, quindi tanto tempo fa. Poi YouTube me l'ha cancellato, se no lo andavo a pescare, quindi non mi ricordo dove era di preciso. Però voglio dire io, dice che addirittura Satana si pente di quello che ha fatto. Sì, Eufrasia, si diceva in questo libro qua antico, un manoscritto antico, non mi ricordo come si chiamava sta cosa, che stesso Satana si è pentito di aver fatto, di essersi ribellato a Dio e anche lui soffre dell'assenza di Dio e dice che alla fine dei tempi, quando sarà la fine, se davvero si pentirà dei suoi peccati, Dio lo potrà perdonare. Quindi, diciamo, pensa un po' che cosa hanno detto. Una cosa assurda, però a volte ti rimane, sai, un po' di dubbio. Che ne sai che succede poi? Nessuno lo sa. Però, pensando che Dio è solo amore, sai, mi viene pure la cosa spontanea di pensare che possa fare un gesto così. Cioè, l'ha fatto fare tanti anni del male alle persone e poi semmai se si pente, perché ragazzi, là sta scritto pure da noi, no? Che anche se abbiamo commesso davvero grandi errori nella nostra vita, però davvero siamo pentiti nell'ultima ora nostra, Gesù ci dà la grazia. Quindi questo è verissimo, ragazzi. Quindi anche se ti sei macchiato di tanti peccati, però davvero nel profondo del cuore ti sei veramente pentito, Dio ti assolverà dei tuoi peccati. Quindi perché Dio è amore e non vuole condannarti. Quindi diciamo ci potrebbe anche stare. Poi ragazzi, i libri sono tanti, quindi va a capire quale è vero e quale è falso, quindi sono solo ipotesi che uno fa, quindi però voglio dire io, se uno si pente dal profondo del cuore, anche se nella sua vita si è comportato, diciamo, abbastanza male, ma però nell'ultimo istante si pente, si ravvede, come dice Gesù. Anche il figlio al prodigo, vi ricordate che quello vendette le terre per dare la parte al figlio, il figlio andò a spendere tutti i soldi, ma il padre che cosa fece quando ritornò? Disse che aveva perso un figlio e l'aveva ritrovato. Il fratello si ribellò, disse: Ma come padre, io ho sempre lavorato per te, ti ho sempre trattato bene. Però cosa rispose quello? Dice: Sì, ma lui era morto e ora vive. Quindi sappiamo la parabola di questa cosa, no? Penso che tutti quanti la sappiamo. Lui era morto e ora vive. Però purtroppo ragazzi la gente non vuole aprire le menti, la gente è rimasta alle cose che ha detto la Chiesa sappiamo tutti ragazzi che ha mentito per anni ed anni, però la gente questo non lo vuole capire. Vabbè ragazzi dai, vi auguro buona serata, ci sentiamo più tardi, tanto è ancora presto, che ore sono? Fai vedere 18:05, quindi ha voglia ancora di video. Ci sentiamo dopo, voglio fare dopo un aggiornamento meteo a volo, voglio vedere come sta la situazione da satellite. Ci sentiamo dopo ragazzi, quindi buona continuazione e ci sentiamo dopo con qualche altro video. Quindi
non di religione stavolta perché basta religione. Ma sì, Eufrasia, ma figurati. Buona serata a tutti ragazzi, ci sentiamo fra poco. Ciao a tutti.